struttura metrica 5-7-5-7-7 e diciamo si sviluppò agli inizi dell'Ottocento, quindi circa 800 anni prima dell'Aequo di Bascio. Il tanka come praticamente venne fatta una prima antologia, che è il Manioshu, che è l'antologia, la raccolta delle 10.000 foglie, che raccoglieva sia tanka, dei shoka, sedoka. Io non vi so dire tutto il processo, però solo per capire come si è arrivati alla certo. Dopodiché dal tanka si è passato, l'anno dovrebbe essere, hanno pure l'anno 1127, in cui venne composto il primo ringa. Allora che succedeva? Il tanka era composto perché come biglietto amoroso, come invettiva, come un po' da bacio perugina praticamente, seguendo questa metrica. Un bel giorno delle persone decisero di riunirsi in un salotto e di dire facciamo di un tanka un ringa, che significa tanka significa poesia breve. E decisero di fare, facciamo questa poesia a catena, il ringa. Il ringa praticamente era un'unione di tanti tanka. Quindi praticamente che succedeva? Allora noi siamo riuniti, Giacomo per esempio prende la parola e dice io decido qual è il tema di oggi. Il tema di oggi sono gli uccelli, i passeri, oppure sono il nostro laboratorio. Esatto, il tema libero, e lui crea il primo 575. Dopodiché arrivo io e dico no, a me non interessa niente di questo, voglio parlare di belle donne, scherzo. E quindi praticamente faccio una struttura 7-7 e l'aggancio al suo, quindi non c'è nessun quadro sinottico, solo sulle gare. Dopodiché si passa al terzo o al quarto, questo per 100 strofe. Ora che succede? Succede che questo tipo di struttura è andata bene per tanti anni, però poi c'era quello più goliardico, c'era quello che gli metteva la battutina, quindi perdeva. Innanzitutto era completamente slegato questa struttura, e due, in alcuni passaggi si perdeva il contenuto perché diventava un po' il telefono senza fili. Per cui che succedeva? Chi dava l'incipit era il depositario, diciamo, della verità. I primi tre versi, 575 O si chiamava, e quindi col tempo si è voluto che il tanka ha perso di significato, e un bel giorno si è deciso appunto di tagliare tutto e dice chi ha avuto l'idea di base è lui il detentore della verità, il depositario della verità, e quindi si è passati dal tanka. Cioè esistono due cose fondamentalmente nell'aico: esiste il vuoto, usiamo una parola difficile, ve lo spiego, un vuoto soggettivo e un vuoto oggettivo, cosa che nella poesia occidentale esiste meno. Allora il vuoto soggettivo significa che l'io non esiste, io osservo qualcosa ma non gli metto il mio, cioè non devo usare grandi. Io ho fatto questo errore in passato, infatti mi sono cancellato un sacco di item, mi sono strappato perché non erano ero io che cercavo di iscrivermi e di mettermi al primo posto in una determinata situazione, completamente sbagliato. Cioè deve esistere il vuoto soggettivo, nel senso che io devo osservare qualcosa. Il vuoto oggettivo significa che l'oggetto dell'osservazione non si muove, è fermo, quindi deve essere una fotografia. E ora fare una fotografia è complicato, perché anche se, ti faccio un esempio, tu prima mi hai scattato una foto, io mi metto in posa e mi faccio un foto. La cosa più bella è il momento, l'attimo. È il momento, l'attimo, cioè se io mi metto in posa, aspetto e mi metto in posa, l'attimo è passato, quindi sto fotografando qualcosa che è già passato, si è perso il momento. Lo spirito dell'acqua è come avere il tavolino davanti. In questo momento scrivo un attimo sul bicchiere, che apparentemente non significa niente, il bicchiere, il tavolino, il sole alle mie spalle, che può non significare niente, però può essere tutto, perché è aver catturato il qui e ora. C'è lo spazio presente. Allora, la regola di spazio di Donai è una struttura metrica di 3Q, i Q sono i versi, e 3Q di 5 sillabe, 7 sillabe e 5 sillabe. La base dell'aikido, a parte la struttura metrica 5-7-5, sono il Kigo. Il Kigo praticamente è riferimento stagionale e la stagione. Cioè il riferimento stagionale è importante perché dato che l'aiku rappresenta un'istantanea di quello che succede in un determinato momento e in un determinato spazio, quindi una collocazione spazio-temporale ora e soltanto adesso, il riferimento stagionale serve appunto a caratterizzare, a ricordarci questa cosa. Ora, il riferimento stagionale può essere o la stagione implicita, cioè nell'aiku viene messa la parola inverno, autunno, estate, primavera, oppure viene messo il riferimento alla stagione. Faccio un esempio: riferimento tramite la fauna, riferimento tramite la flora, non so, per esempio la trota è come si chiama, un titolo della primavera, la zanzara oppure la cicala, oppure il granchio è un chivo estivo.
quindi anche pur essendo un animale rappresenta il Kigo, quindi l'Aigo e un Aigu. Perché il Kigo è fondamentale? Perché un Aigo è il Kigo, poi esiste il piccolo Kigo invece che è riferimento al periodo della giornata, quindi notte, sera, mattino, imbrunire, aurora, crepuscolo, tutto quello che volete. Se non c'è né il Kigo né il piccolo Kigo, una struttura 575 non si chiama Aigu, ma si chiama o Serryu oppure si chiama Aigu per gli stati d'animo, che erano 8. Allora io ve li elenco e poi ve li spiego, semmai vi leggo qualche Aigu di Bascio per farvi capire. Uno stato d'animo fondamentale è il Sabi. Allora il Sabi che significa? Il Sabi si può esprimere in vari modi, può rappresentare il grande silenzio. Con grande silenzio intendo un silenzio interiore ed esteriore, cioè assentarsi praticamente da tutti i rumori circostanti, essere in un bosco, osservare il volo di una farfalla e disinteressarsi del resto, quindi mascherare, azzerare il volume di tutti gli altri suoni.